Walter, ci aspetta un dicembre molto intenso anche dal punto di vista tecnico. Facciamo un po' una carrellata di quelli che saranno gli appuntamenti. Sì, cominciamo con i gentleman, con la finale del trofeo Gentleman for Life, quindi con le due batterie di qualificazione che si correranno appunto per determinare una classifica in base alla quale poi il gentleman con il miglior punteggio sceglierà il cavallo che riterrà più vicino alle sue caratteristiche che gli potrebbe permettere appunto di aggiudicarsi il trofeo. E direi che l'originalità, ecco, del Gentleman for Life, di tutte le corse del Gentleman for Life è appunto quella di innanzitutto di far sì che i dilettanti che partecipano a questo trofeo partecipino senza l'ausilio della frusta, ma interpretando cavalli di varia età. Per quanto invece riguarda, e mi soffermo sui gentleman, la finale del trofeo Croce Rossa, l'aspetto tecnico dal punto di vista proprio della bravura dei gentleman e soprattutto della qualità dei cavalli diciamo così, si concretizza nella finale, quando appunto i vincitori e i primi quattro classificati delle tre batterie di qualificazione andranno a completare un handicap al quale appunto divisi per nastro con i vincitori, con i primi quattro della batteria diciamo, dalla minor qualità di base rispetto ai cavalli, che poi è vera ed è vera per modo di dire, perché a volte ci sono dei cavalli declassati che per vari motivi sono in una categoria bassa e poi vanno a vincere il trofeo Croce Rossa, ed è già successo, non dico svariate volte, ma spesso. Invece le due prove che caratterizzano la stagione, che sono riservate ai professionisti, cioè il che noi chiamiamo Gran Premio, ma il premio Due Torri, Memorial Augusto Calzolari, e il Gran Premio della Vittoria, beh, lì la presunzione di creare un evento tecnico importante e comunque la tradizione da mantenere, un solco che è stato creato parecchi decenni fa sì che possiamo prospettare due corse di grande qualità. Il Due Torri con i 4 e 5 anni indigeni che si sfideranno sul miglio, e il Gran Premio della Vittoria, nel quale che è una prova internazionale, cavalli di ogni età, dai 5 ai 14 anni, si sfidano sulla distanza dei 3 giri di pista, 2400 metri, con l'opportunità appunto di creare un handicap con più nastri e con un albo d'oro nel cui solco appunto mantenere una tradizione che ha sempre proiettato questa corsa come, oltre ad essere il primo evento classico dell'anno che va a crescere, a nascere, e anche ad avere anche dei nomi da poi spendere nel calendario fino alla fine dell'anno stesso. Bene, ringrazio Walter Cesarone. Con questo concludiamo la presentazione tecnica del mese di dicembre.